Signori, buonasera, chiedo scusa, siete pregati di accomodarvi perché causa streaming l'evento deve cominciare puntuale. Grazie a tutti.
Igitur cum rex Alboin. Quando il re Alboino, con tutto il suo esercito e la moltitudine del popolo misto, arrivò agli estremi confini dell'Italia, salì sul monte che sovrasta la zona e da lì contemplò parte dell'Italia, quanto più lontano poté arrivare con lo sguardo. Per questa ragione si dice da allora il monte fu chiamato Monte del Re. Dicono che su questo monte vivano i bisonti selvaggi. E non è strano, dal momento che fino a qui si estende la Pannonia, che è terra ricca di questi animali. Un vecchio più che degno di fede mi ha anche raccontato di aver visto la pelle di un bisonte ucciso su quel monte, tanto grande che ci si potevano sdraiare, diceva, 15 uomini uno accanto all'altro. Di lì Alboino, dopo aver varcato senza nessun ostacolo i confini della Venezia, che è la prima delle province dell'Italia, ed essere entrato nel territorio della città, o piuttosto del castello di Cividale, cominciò a considerare a chi fosse meglio affidare la prima provincia che aveva conquistato. È da dire che tutta l'Italia, che si estende verso mezzogiorno, o meglio verso sud-est, è circondata dalle acque dal mare, Tirreno da una parte, Adriatico dall'altra, e ad occidente e settentrione è chiusa dalla catena delle Alpi, in modo che non si può entrare in essa se non attraverso passaggi strettissimi o salendo sulle cime dei monti. Invece dalla parte orientale, dove si congiunge con la Pannonia, ha un ingresso anche troppo aperto e del tutto agevole. Per questo, come abbiamo detto, Alboino, riflettendo su chi dovesse stabilire come comandante in quel territorio, decise di mettere a capo della città di Cividale e di tutta quella regione Gisulfo. Buonasera a tutti, benvenuti a Cividale del Friuli. Quello che avete appena ascoltato è un estratto di questo tomone che è la Historia Langobardorum, che è la più completa e ancora oggi la più ricca storia della civiltà longobarda, dalle sue origini fino alla morte del re Liutprando nel 744. Una delle copie più antiche è il Codice Cividalese, che è conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Il suo autore è Paolo Diacono, monaco, storico, poeta, scrittore in lingua latina, nato a Cividale del Friuli nel 720 circa e morto a Monte Cassino, dove appunto l'Historia Langobardorum è stata scritta nel 799. La sua importanza è tale che in tutto il Friuli moltissime piazze, strade, scuole sono intitolate a lui, intitolate e intestate. Ci è sembrato una giusta introduzione alla serata di oggi, che celebra il 14° anniversario dell'ottenimento del riconoscimento UNESCO di Cividale quale patrimonio mondiale dell'umanità e della riapertura nella sua completezza del tempietto longobardo dopo un restauro durato ben 9 anni. Ma il mio compito qui è soltanto quello di invitare le varie personalità che vi racconteranno esattamente, filo per segno, tutto il percorso che questo percorso di restauro ha compiuto e questo riconoscimento, questi 14 anni di riconoscimento UNESCO hanno compiuto per Cividale. Quindi la prima persona che voglio invitare sul palco è la sindaca di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, che se l'aspettava, per cui vi prego di accoglierla con un applauso. Benvenuta. Buongiorno a tutti, è un piacere per me condividere con voi questa giornata che, come ha detto Somaglino, dà l'opportunità di poter riavere il nostro tempietto longobardo risanato, ristrutturato, rivisto, con quello che noi abbiamo voluto chiamare di nuovo tempietto.
Perché? Perché giustamente per quasi 9 anni il tempietto longobardo, avendo ovviamente attraversato un periodo di ristrutturazione e risanamento, non era come eravamo abituati a vederlo, ma non lo è ancora come eravamo abituati a vederlo, perché tutto quello che poi andremo a vedere ci farà capire come, quanto questi uomini, questi longobardi che per attraversare l'Italia passarono per Cividale e che per attraversare l'Italia si fermarono a Cividale e ci regalarono la loro competenza, le loro maestranze, le loro bellezze, il loro voler ancorarsi al territorio, perché il tempietto longobardo ha proprio i ricordi del nostro territorio. E allora io ho voluto, insieme alla mia amministrazione, insieme alla mia giunta, proprio fare questa cerimonia inaugurale di nuovo tempietto qui nella chiesa di San Giovanni, perché proprio qui, quando nel 2011 si ottenne il riconoscimento, venne fatta la prima cerimonia, perché proprio qui, quando nel 2017 vennero spostati gli stalli lignei, vennero messi proprio con un laboratorio, grazie all'intervento della soprintendenza, aperto e visitabile, e quindi coloro i quali nel laboratorio lavoravano e restauravano gli stalli potevano interloquire e raccontare la storia degli stalli ai visitatori. E nel 2011 venne questo riconoscimento, che fu un lavoro incominciato tanto tempo prima, e mi permetto di salutare anche il sindaco Attilio Vuga, perché fu colui il quale si impegnò e portò Cividale Longobarda all'interno dell'UNESCO. Il primo sito seriale dove capofila era Cividale del Friuli e dove, ricordo, in un intervento del sindaco Vuga all'ottenimento del riconoscimento, disse: è un punto di partenza, e quindi proprio da lì arrivo per dire che è stato un punto di partenza dove abbiamo incominciato a valorizzare il nostro patrimonio longobardo, ma valorizzarlo vuol dire anche intervenire in termini di manutenzione, intervenire in termini di ristrutturazione e di risanamento, cosa che noi nel tempo poi abbiamo fatto. E allora l'orgoglio mio è proprio quello di poter dire che sì, colui il quale ha incominciato il percorso può dire che poi è stato continuato dal sindaco Balloch, ma che questa amministrazione, l'amministrazione che mi onoro di poter rappresentare, di essere sindaco, orgoglioso sindaco della mia città, proprio vuole significare che il lavoro di conservazione, di ristrutturazione e manutenzione possa anche per noi tutti poter essere visto, ma possa essere trasmesso alle future generazioni. È un momento per me molto lieto, un momento che mi orgogliosisce, ma orgogliosisce noi cividalesi e tutti coloro i quali possono godere di questa grande bellezza, che è una bellezza unica, una testimonianza del passaggio dei Longobardi, ma conservata nel modo migliore proprio qui a Cividale. Devo dire che tutti i lavori che sono stati fatti, tutti gli interventi, perché presso il monastero e anche ovviamente presso il tempietto, sono avvenuti grazie a contributi che sono giunti dalla Regione e che ringrazio sempre per aver avuto quest'occhio di riguardo che ebbe anche quando il sindaco Attilio Vuga disse: noi vorremmo acquistare questo monastero di Santa Maria in Valle e quindi diventare patrimonio dell'umanità per tutti e per poterne godere delle grandi bellezze. Vi ringrazio tutti, è stato un piacere, un onore, sono orgogliosa veramente di avervi tutti qui con me, ospiti di questa bellissima serata. Allora, prima di proseguire, il nostro governatore Massimiliano Fediga è impegnato in Consiglio regionale, ma abbiamo l'assessore Bini che è riuscito a raggiungerci, però appunto c'è un messaggio anche da parte del nostro governatore. A 14 anni dal riconoscimento UNESCO conferito a Cividale del Friuli,
come sito del patrimonio mondiale, sono particolarmente lieto di portare il saluto della Regione in occasione di questa significativa ricorrenza. Oggi festeggiamo non un punto di arrivo, ma una tappa lungo il percorso di valorizzazione di Cividale attraverso i suoi tesori storici, artistici e architettonici. Il Tempietto Longobardo, il monastero di Santa Maria in Valle, i beni direttamente riconosciuti dall'UNESCO, ma anche il Ponte del Diavolo, i musei cittadini, i palazzi storici, le bellezze paesaggistiche e le eccellenze enogastronomiche. Tutte queste risorse hanno contribuito nel tempo a fare di Cividale un patrimonio condiviso, come testimonia il crescente interesse turistico anche da paesi extraeuropei. Dobbiamo essere consapevoli del valore di questo patrimonio e orgogliosi di saperlo raccontare e promuovere. Questo è possibile continuando a sviluppare quella rete di servizi che contribuisce a rendere più attrattivo e vivibile il territorio. Dal potenziamento dell'interconnessione dei percorsi di visita culturali alla realizzazione di attività didattiche e laboratoriali per le scuole, all'implementazione dei servizi di accoglienza e informazione turistica, allo sviluppo della mobilità sostenibile. La Regione è da tempo impegnata a sostenere iniziative che valorizzino tutti i siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia. Siamo infatti una delle poche realtà al mondo a poterne annoverare ben 5. Un primato che ci riempie di orgoglio e ci stimola a investire ancora con più convinzione nello sviluppo turistico ed economico dei nostri territori. A Cividale, città simbolo dell'incontro tra popoli, va oggi il nostro più sincero augurio. Che continui a essere guida e testimoni di un'eredità che appartiene all'intera umanità, con la consapevolezza che la ragione sarà sempre al fianco della comunità di Cividale, perché è un patrimonio mondiale, ma soprattutto un orgoglio del Friuli Venezia Giulia. Anche questo è un bellissimo messaggio del nostro Presidente e anche per questo io dico sono orgogliosa, ma sono veramente anche emozionata per tutto il sostegno che mi è stato dato e per tutto quello che tutti quanti oggi mi state regalando. Grazie. Grazie alla Sindaca Bernardi. Dunque, il 25 giugno del 2011 Cividale otteneva il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità, ma lasciatemi ricordare un secondo, gli altri 6 comuni che facevano parte dello stesso progetto che aveva come titolo I Longobardi in Italia, i luoghi del potere. Gli altri 6 comuni erano Benevento, Brescia, Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia, Spoleto, Castelseprio in provincia di Varese e Campello sul Clitunno in provincia di Perugia. A questo punto chiamo sul palco l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bidin. Grazie. Grazie. Benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a tutti quanti. Ti ringrazio, caro Sindaco, per l'invito, per me graditissimo. Saluto i sindaci presenti in sala, gli assessori presenti in sala, il generale dell'Arma dei Carabinieri, il già sindaco Attilio Vuga, vedo il presidente della Fondazione Friuli, vedo tanti amici, ma soprattutto tante personalità che ci onorano con la nostra presenza. Devo dirvi, prima di iniziare questa presentazione ufficiale, sono stato fortunatamente rapito dal sindaco di Cividale che mi ha fatto vedere in anteprima i lavori di ristrutturazione del Tempietto. E devo fare i complimenti in primis a chi si è adoperato affinché oggi si potesse inaugurare questo tesoro, questa perla mi permetto di dire, sindaco, non solo di Cividale ma dell'intero Friuli Venezia Giulia. È stata un'opera attesa, 9 anni, ma insomma oggi poi lo vedrete, l'opera che viene restituita alla comunità è un'opera davvero, davvero significativa. Prima il nostro governatore ha rappresentato l'importanza del Comune di Cividale. Devo dire che in questo ultimo mese sono venuto a Cividale diverse volte, perché Cividale proprio in questo mese, oltre alla ricorrenza odierna, i 14 anni
come sito UNESCO, l'inaugurazione del Tempietto, è entrata a far parte anche dei borghi più belli d'Italia, ma caro Sindaco sono venuto anche privatamente a vedere, a curiosare un po' com'era la mia Cividale, perché a Cividale io ci ho vissuto 5 anni, ho studiato a Cividale, sono stato nel convitto Paolo Diacono per 5 anni e ho visto una Cividale cresciuta, importante, bella, ricca di storia, ricca di cultura, ricca di enogastronomia, anche ricca anche di strutture ricettive. Sono venuto privatamente a guardare qualche nuovo investimento fatto da imprenditori privati a Cividale del Friuli e devo dirvi che sono rimasto davvero, davvero affascinato. È vero, un percorso iniziato diversi anni fa, 14 anni fa, però ad oggi devo dire che Cividale rappresenta una delle località di punta per la promozione dell'intero Friuli Venezia Giulia. Sito UNESCO, ma non solo sito UNESCO, borgo, ma non solo borgo, storia, bellezza, natisone e tanta roba. E questa tanta roba viene anche certificata dai numeri. Prima il governatore lo ha detto e io ve lo confermo, dal post-Covid ad oggi noi abbiamo visto una crescita importante di questa località in termini di presenze. Ma quello che a me fa più piacere, sapete cos'è? È vedere una crescita, soprattutto per quanto riguarda gli stranieri, che sono cresciuti del circa il 60%, che è tanta roba. Ora, è un percorso, è una tappa, è vero, è un percorso che abbiamo iniziato, dobbiamo, giocoforza, completare questo percorso, ecco perché, oltre a quanto già è stato detto, ecco, oggi do un'anteprima, andremo a pubblicare un bando nel secondo semestre di quest'anno per quanto riguarda gli investimenti in strutture ricettive, dalle 4 stelle in su, perché di questo noi abbiamo bisogno, stiamo facendo tantissima promozione, ma abbiamo bisogno poi anche di posti letto da offrire a chi viene a visitare le nostre località. Ebbene, io ho fortemente voluto inserire all'interno di questo secondo bando anche il Comune di Cividale del Friuli. Quindi convinti che questa forza che ha caratterizzato, questa grande capacità che noi abbiamo messo in campo, perché guardate, enti locali, regione, fondazione, banche, Proloco, il sistema del Friuli Venezia Giulia ha investito tanto in questi anni, ma non solo in termini di risorse economiche, anche in termini, mi permetto di dire, di visione di cosa vogliamo essere oggi, ma soprattutto cosa vogliamo essere domani. Io penso che la strada che abbiamo tracciato, caro Sindaco, è una strada importante, è una strada impegnativa, però guardate, abbiamo tutti gli elementi, io dico gli ingredienti giusti affinché il futuro possa sorridere alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto a questa meravigliosa città. Grazie. Grazie. Grazie Assessore. Fra le molte eccellenze e bellezze di Cividale che l'assessore ha elencato, mi permetto di aggiungere il Mittelfest per questioni proprio personali, affettive, che aprirà i battenti di qui a un mese e che da molti anni porta sulla scena friulana le migliori eccellenze di tutto il territorio della Mitteleuropa. Dunque, i 7 comuni che vi ho nominato prima hanno dato vita a un'associazione, di cui vedete il logo lì in alto, che si chiama Italia Langobardorum, che ha sostenuto la candidatura e che ora, dopo l'ottenimento, si occupa proprio della valorizzazione dei siti. La Presidente in carica, Rosa Palomba, non è potuta essere qui, ma ha mandato un video di saluto che pregherei di mandare. Grazie. Cara Daniela, cara comunità di Cividale, è con grande emozione che rivolgo a voi tutti il mio saluto in occasione di questa giornata speciale che ci unisce a Cividale del Friuli per celebrare il 14° anniversario del riconoscimento UNESCO del sito seriale I Longobardi in Italia, i luoghi del potere, 568-774 d.C.
Siamo in un luogo simbolico, la chiesa di San Giovanni in Valle, dove sorge il tempietto longobardo, un capolavoro architettonico dell'VIII secolo restituito oggi al pubblico dopo un accurato intervento di restauro. È qui che si incontrano storia, arte e spiritualità, ed è da qui che parte un messaggio chiaro. Custodire il nostro patrimonio significa rigenerare la memoria e proiettarla nel futuro. Come Associazione Italia Langobardorum, che ha l'onore di coordinare la gestione di questo straordinario sito seriale, viviamo ogni anno l'anniversario come un'occasione per rilanciare il valore culturale e identitario di questi luoghi. E lo facciamo grazie al lavoro condiviso con i comuni, le istituzioni, i cittadini, le comunità educanti. I Longobardi ci raccontano un'Europa delle contaminazioni, dell'incontro tra culture e tradizioni diverse, e oggi più che mai quel messaggio è attuale, è necessario, è ispirazione. Auguro a tutti voi una serata ricca di emozioni e significato, nel segno della bellezza, della conoscenza e del patrimonio che ci unisce. Grazie. Ora è con piacere che chiamo sul palco Elisa Morandini in rappresentanza del padrone di casa, direi, di Monsignor Livio Carlino, arciprete di Cividale. Dico bene? Dico bene, per fortuna. Ma non sono la padrona di casa. No, d'accordo, ma qualcuno lo sarà. Qui è la sindaca, la padrona di casa. Buonasera a tutti, sono qui appunto in rappresentanza di Don Livio e volevo regalarvi una suggestione. Abbiamo detto che adesso gli stalli sono tornati in nuova luce, come anche gli affreschi. E la luce, che soprattutto nelle chiese, è quella che segue e determina la bellezza o meno di un edificio. Nel tempietto longobardo, l'ho anche già raccontato, ci sono una serie di elementi fondamentali che ne illustrano ed è emozionante seguirli. Le finestre che sono a est, quando il sole sorge, illuminano le Vergini. Se fate correre per cortesia le immagini, che così mi diverto un po' di più anch'io. Danno luce, danno vita a queste Vergini. Raccontavano le signore di Cividale, tra cui anche mia mamma che non c'è più, che le suore raccontavano che quando sorgeva il sole attraverso le finestre erano di alabastro o comunque di un vetro fatto a mano, quindi molto ruvido, molto rigato, molto impreciso, e la luce saltava e sembrava che le Vergini si muovessero. Era una suggestione, direi mistica, ma era comunque molto emozionante. La luce stessa sta nelle lumeggiature dell'opera d'arte. Nel Cristo, quando lo vedrete bene, vedrete che ha dei tratti bianchi, quelle si chiamano lumeggiature, e che danno l'idea della terza dimensione che non riuscivano a fare con gli affreschi. L'iscrizione stessa, probabilmente voluta da Paolo Diacono, prima lei ha citato Paolo Diacono, probabilmente anche qua c'è lo zampino di Paolo Diacono, ed è proprio in quell'iscrizione, perché un pezzo di quell'iscrizione, probabilmente dovuto a un poeta amato da Paolo Diacono che si chiama Caio Sedulio, si trova anche nel fonte battesimale di Callisto, nell'iscrizione degli evangelisti del fonte battesimale di Callisto, e sono stati realizzati tutti nello stesso periodo. Quindi può essere che Paolo Diacono, come lei ha detto, uomo di cultura, era anche amico di Carlo Magno. Suo fratello ha cercato di ucciderlo, ma questa è un'altra storia che noi raccontiamo qua adesso, che non è bello. Ecco, vedete che ci sono le lumeggiature, sono scappate. Per cui tutta questa luce che entra, che invade, che avvolge e che abbraccia il tempietto, è niente in confronto anche a quelle che erano, e non ci sono più purtroppo adesso, i mosaici che erano all'ingresso del tempietto. Ora, voi immaginate, una parte, immaginate di essere delle persone dell'VIII secolo, entrate nel museo, entrate nel tempietto, una parte della luce la decide il sole, l'altra parte, il rimbalzo della luce, la decidete voi con il rimbalzo del mosaico, cioè con i vostri occhi voi date il là a un'emozione unica. Ecco, io chiederei
approfitto della diretta streaming e della presenza del sindaco, dei funzionari regionali e dipendenti regionali e assessori regionali, rendete di nuovo questa luce fantastica che poteva essere quella volta, ridateci l'emozione, avete fatto quasi tutto, manca solo l'ultimo pezzettino, mettete a posto le finestre e cercate di ridare questa emozione che altri hanno visto e che secondo me noi potremo rivedere. Grazie. Grazie. Grazie signora Morandini. Io sono affascinato da tutti i probabilmente, sembra che fosse, dicevano che, mia madre diceva, perché questi sono tutti elementi straordinari per una narrazione, no? La narrazione è il punto di vista dell'umano sulla scienza, sulla storia. Quindi tutto ciò, e credo che molta parte, anche Paolo Diacono abbia scritto il suo testo attingendo molto alla storia, ma anche inventando laddove era possibile, e questo rende quest'opera straordinaria. Ma adesso ci fermiamo un attimo con le parole e vorrei invitare sul palco i musicisti, che invito, sono seduti laggiù, Daniele D'Agaro e Mauro Costantini. Vi prego di accoglierli con un applauso. Oltre che due straordinari musicisti, sono due vecchi amici, per cui mi è abbastanza facile presentarli. Accomodatevi, prego. Sono musicisti che si esibiscono con varie e diverse formazioni locali, nazionali e internazionali, ma il progetto che presentano questa sera è piuttosto interessante. Si chiama Discantus, ovvero sia un progetto che prende origine dal discanto aquileiese e si dedica alla sua reinterpretazione. Il discanto aquileiese era un repertorio di canti sacri dell'antica liturgia di Aquileia, trascritti nei codici miniati del 200 e conservati tra l'altro proprio nel Museo Archeologico di Cividale del Friuli. A questi codici il duo ha voluto abbinare quello che è la sua caratteristica, la loro caratteristica, l'improvvisazione contemporanea, perché entrambi i maestri vengono dal mondo del jazz. Il risultato è qualcosa di sorprendente e davvero unico. Discantus, Mauro Costantini, Daniele D'Agaro. La parola d'ordine è cence premure. D'altra parte il discanto aquileiese, voglio dire.
Mauro Costantini, Daniele D'Agaro. Più tardi li riascolteremo. Avete sentito come la Chiesa, con il suo riverbero naturale, risponde benissimo alle sollecitazioni musicali dell'organo e del sassofono. Grazie, grazie ancora. Adesso entriamo un po' nel discorso tecnico legato al restauro. Non sarà facile condensare 9 anni di restauro in 10 minuti di intervento, ma è quello che chiedo all'architetto Fabiola Molinaro, che ha seguito il cantiere di ristrutturazione e di risanamento del Tempietto Longobardo. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Infatti 9 anni da un lato possono sembrare tantissimi, ma per la mole di lavoro che è stata affrontata e che è stato eseguito sono anche pochi. Non sono stati 9 anni continuativi ovviamente, ma perché sono intervallati tra progettazioni, reperimento fondi e poi esecuzione dei lavori. Di fatto per l'esecuzione dei lavori si sono concentrati dall'inizio del 2021
a pochi giorni fa, quando abbiamo poi spostato il coro ligneo. E quindi sono di fatto poco meno di 5 anni. Il tutto è iniziato nel 2016, alla fine del 2016, con un incarico che mi è stato dato dall'Ufficio Cultura, e ringrazio la dottoressa Gottardo, e Claudia Pitassi e anche Susi Paulitti. Perché? Perché il tempietto in quel momento era vuoto, nel senso che la soprintendenza, con un primo intervento di pulitura del coro ligneo, aveva, in accordo con l'amministrazione comunale, deciso appunto di spostare il coro ligneo in questa navata della chiesa di San Giovanni, per iniziare un'indagine conoscitiva del coro, di quello che era quel manufatto che da tantissimi anni non veniva restaurato, e per iniziare poi un restauro puntuale. E quindi il tempietto era vuoto, spoglio, con le sue pareti, così come poteva apparire nell'VIII secolo, e da lì appunto l'idea di voler trovare appunto dei fondi per poter fare degli interventi su ogni singolo elemento che si portava avanti, nel senso che sono stati incrociati tutti i documenti bibliografici, con un'analisi diretta fatta sull'edificio. Per fare cosa? Individuare i temi fondamentali del restauro, che era il restauro degli stalligni, scavo archeologico, gli stucchi, gli affreschi, il materiale lapideo, gli interventi strutturali e la messa in sicurezza degli impianti. E che cosa abbiamo fatto? Allora, questa qui è un'immagine del tempietto come si presentava. È stata fatta una mappatura per ogni parete, andando a individuare ogni singolo elemento e dandogli un codice. E quindi questo codice è un po' la lettura stratigrafica che viene presa dagli archeologi e applicata sull'elevato. Cioè quello che gli archeologi vedono appunto in orizzontale, analizzano strato per strato, con questo metodo viene letto nell'elevato. Questo è un metodo efficace perché va a individuare praticamente ogni elemento diverso, gli viene dato un numero, un codice, e questo viene portato avanti come una sorta di tracciabilità fino al progetto esecutivo, perché a ogni singolo elemento descrittivo analitico viene poi dato una sua funzione. Anche la volta era leggibile, attentamente veniva letto questi segni rossi che si leggono, e questa che cos'era? Era l'unità negativa di crollo del terremoto del 1222, ancora leggibile, ricostruita, e poi appunto non va avanti, ecco, e poi cos'altro? Nel 2016-2017, inizi del 2017, erano iniziati anche degli scavi di sondaggio archeologico all'interno della navata, e quindi ulteriori informazioni da acquisire e portare avanti. Nel 2017, giugno 2017, è stato approvato questo progetto generale che ha permesso all'amministrazione di reperire poi i fondi. Successivamente, 2018-2019, si è dato corso ai progetti esecutivi divisi in 3 parti: la diagnostica, consolidamento strutturale e restauro degli apparati. Per la diagnostica che è stata fatta, ed è stato iniziato un interessante e anche fattivo lavoro assieme alla soprintendenza, in particolare con la dottoressa Francescutti, abbiamo mappato tutte le superfici e tutti i punti che andavano diagnosticati, cioè
prelevando dei piccoli frammenti per leggere sia i materiali, la diversità dei materiali, i punti di connessione, i punti dei restauri precedenti. Oltre a questo è stato fatto anche, assieme alla dottoressa Francescutti, le riprese a raggi ultravioletti, e questi li abbiamo fatti durante la notte, chiuse in tempietto, e con questa indagine sono state messe in evidenza tutte le parti che erano state alterate dai restauri precedenti, perché in un intervento post-terremoto erano stati applicati dei prodotti filmogeni che si erano un po' alterati a contatto con l'umidità che penetrava dalla parete est del tempietto, e tramite queste indagini è stato possibile individuare queste alterazioni. Queste sono altre riprese, è stato fatto per tutte le pareti. Dicevo, questa è la planimetria del tempietto, questi qui erano gli scavi aperti, questi gialli, e anche la parte esterna c'erano degli scavi aperti. E altre parti da indagare sono quelle del presbiterio, che poi sono state scavate anche queste, e poi la parete ad est. La parete ad est presentava una sbrecciatura del muro dal 1958. Il muro era tutto sbrecciato e attraverso questo muro entrava tantissima acqua che si infiltrava attraverso la parete e quindi rovinava gli affreschi della parete est all'interno e anche degli intonaci. Sono stato fatto un intervento di risanamento che poi si è sopraelevato, abbiamo sopraelevato una parte muraria e chiuso il tamponamento. Come interventi di consolidamento, nelle volte del tempietto, sia nella volta centrale e quelle del presbiterio, sono state fatte degli interventi con dei nastri in fibra di carbonio. E questo a consolidamento dopo appunto le analisi di verifica sismica e di vulnerabilità dell'edificio. Altri punti critici di intervento che andavano indagati e consolidati erano quelli appunto sempre nel presbiterio sotto l'altare, che è stato rimosso perché sotto c'era proprio un vuoto, mancava proprio materia. Diciamo che questa parte era stata già scavata tante volte, anche dagli austriaci nel 1915, e quindi mancavano delle parti. Non solo, una parte era quella della base di questa colonna che era proprio mancante, una lacuna importantissima, che è stata questa qui, che è stata ricostruita. Questa è una modellazione fatta con il gesso e poi è stata appunto ricostruita, perché nell'esame di vulnerabilità sismica la mancanza di questa base della colonna era un punto critico e quindi andava integrata. Queste sono le fasi di consolidamento della pavimentazione centrale, e poi qua abbiamo la ricostruzione della base della pradella, della base del coro ligneo, che è stata costruita su magatelli di legno di cipresso e cedro perché non vengono attaccati dai parassiti, e la pedana è stata realizzata con le tavole di pioppo. Un altro intervento importante è stato quello del consolidamento dell'iconostasi lapidea, perché proprio mancava la parte del basamento che si era deteriorata, e quindi questa è stata tutta consolidata e restaurata, riappoggiata su delle basi sicure. Un'altra parte importante è stata quella di sempre in sinergia con la soprintendenza, di mappare tutti i degradi degli apparati, cioè
confrontandoli con gli interventi precedenti. Quindi queste colorazioni che vedete sono interventi precedenti fatti in confronto, in comparazione con quello che si vedeva in quel momento. E facendo queste mappature su edificio, su parete, praticamente abbiamo avuto il quadro completo di tutti gli interventi da fare, sia per quanto riguarda gli intonaci, per quanto riguarda gli affreschi e per quanto riguarda il lapideo e gli stucchi. Queste sono le foto degli interventi eseguiti. Questa è l'altra parete, vado un po' veloce perché sono anche un po' ripetitive, adesso parete per parete. Sono le pareti laterali e questi sono gli interventi eseguiti. Questa è la parete centrale ad est. E un altro intervento importante è stato quello appunto del restauro dell'iconostasi lignea, di questa trave, della trave appunto che è appoggiata su queste due colonnine. Questo intervento perché aveva la parte dell'appoggio sulla muratura molto deteriorato. L'intervento conservativo che è stato svolto in questa trave ci ha permesso di fare ancora una cosa, quello di datarla, nel senso che sono stati fatti dei piccoli prelievi di legno, appunto quelli che venivano tolti del degrado, e li abbiamo mandati ad analizzare. E questo ci ha permesso di dare una datazione della trave che è compresa tra l'886 e il 1047. Un dato importantissimo perché fino ad allora non era ancora stato confermato. Questi qua sono appunto gli interventi di restauro e questa è la parete dopo il restauro. Questa è la parete di fondo ad est che dà verso il Natisone, che è stata risanata e restaurata dopo la chiusura delle infiltrazioni d'acqua che provenivano appunto dal muro esterno, e questa è un'altra foto del restauro fatto. Altro intervento sono stati il restauro degli stucchi, in particolare, sempre in accordo e in collaborazione con la soprintendenza, è stato deciso di rimuovere una parte della veste della Santa, la parte però dell'integrazione che era già stata fatta in un intervento precedente negli anni 87, perché aveva alterato un po' la sua composizione, gli attacchi di giunzione con il resto della veste. Quindi siamo intervenuti soltanto sulla parte di integrazione. Questo qua è il risultato finale. Queste sono delle prove di pulitura fatte dagli restauratori con un particolare prodotto che si chiama agar e toglie appunto le pellicole di particellato atmosferico depositato. Questo è sempre lo stesso prodotto applicato sugli intonaci e gli affreschi, e queste sono delle prove di pulitura fatte sulle pietre che poi sono state appunto anche queste oggetto di intervento. Come dicevo prima, il coro ligneo è stato ospitato all'interno di questa navata ed è stato appunto oggetto di restauro. Io adesso questo, sì, mi continuo dopo, no? Ok. Grazie. Grazie. Grazie molte, architetto Molinaro. Io confesso, prima un salto nel tempietto l'ho fatto. Sì, forse non dovevo, ma è stato più forte di me
Sono andato tra l'altro con i due musicisti, abbiamo fatto una specie di ispezione perché noi siamo in disciplina, c'è una parte della nostra essenza che è anche legata all'indisciplina e quindi un giretto l'abbiamo fatto ed è veramente straordinario e quindi una visita va fatta per tutti, da parte di tutti. Allora adesso invece devo chiamare la dottoressa Angela Borzacconi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Benvenuta. Grazie. Buonasera a tutti. Dunque so che dovrei partire dalle indagini che sono state fatte all'interno del tempietto nel 2021-2022 al netto di quei 2 interventi che avete visto iniziati nel 2016. Però volevo farvi entrare piano piano perché in un sito come il Tempietto, in un edificio come il Tempietto, si entra capendo un po' il sito in cui ci troviamo, che è il complesso di Santa Maria in Valle, che a sua volta va inserito nel tessuto urbano. E questa immagine parla chiarissimo, perché l'archeologia è questo, è tutta una serie di informazioni che si incastrano una con l'altra e devono convergere. Informazioni magari recuperate con fatica, elemento per elemento, ma che poi ci danno delle dinamiche straordinarie, perché questa città dal punto di vista archeologico è molto molto particolare. La sua caratteristica principale, vedete, è la persistenza dello spazio urbano, quello che ha mantenuto da sempre, dall'epoca antica. Però andiamo a vedere più da vicino dove ci troviamo, in uno dei posti più pittoreschi della città, a ridosso del fiume, in una zona che si chiamava e si chiama ancora Valle, Bassura. Perché siamo verso il fiume? In una zona nevralgica, ma al tempo stesso strategica, quindi fragile, andava protetta, al tempo stesso forte, perché era un punto di controllo e quindi era difesa molto molto bene. Ho voluto mettere queste due date che sono molto importanti perché ci danno 2 informazioni molto interessanti su quello che c'era qui. Nell'830 un diploma in cui gli imperatori Lotario e Ludovico il Pio donano a Massenzio un monasterium Puellarum che sta inframuros, e quindi sappiamo che era dentro le mura, vicino alla chiesa di San Giovanni, che è questa, e in loco Quidicitur Vallis, si chiamava così già da allora. Un'altra informazione importante, nel X secolo, un documento del 916, che è sempre un diploma imperiale dell'imperatore Berengario, che ci dice che qui c'era la Gastaldaga. Allora, con queste informazioni abbiamo già tantissimi elementi. Le mura, la Gastaldaga, cos'è la Gastaldaga? Il centro del potere politico longobardo. La classe dirigente stava qui e quindi qui ha costruito il suo spazio, diciamo, di regia, il suo spazio politico, per poi addentrarsi piano piano nel tessuto urbano, occupare i posti più importanti dal punto di vista anche della rappresentazione. Ma siamo dentro o fuori le mura? Allora, se noi guardiamo, noi siamo qui, se noi guardiamo dove siamo, diciamo, siamo dentro o siamo fuori? Ecco, questo mi si è spostato, in realtà vedete che Cividale è ancora bellissima nel suo poter seguire i tratti antichi. Allora, siamo fuori, ma fuori dalle mura, da queste prime mura, che noi non sappiamo se c'erano, ma guardando la città sembra proprio di sì, ma allo stesso tempo siamo fuori. Probabilmente, quando hanno costruito il murale e l'antemurale, un braccio è andato proprio a includere questa parte che doveva essere difesa. Nelle ultime indagini è uscito infatti il muro, che è il muro appunto di cinta della città, di quel braccio che va ad abbracciare la zona di valle. Nelle ultime indagini abbiamo fatto delle analisi sulle malte, delle analisi anche al carbonio 14, su altri elementi che, intrecciati ai dati archeologici, ci permetteranno di capire un po' di più sulle datazioni delle cinte murarie e anche sulle dinamiche di questa zona in rapporto all'ampliamento delle mura.
Queste sono le zone che sono state scavate, perché qui si scava dal 2008 e il Comune ha supportato le spese di questi scavi, perché mano a mano che i fabbricati venivano interessati dai restauri si eseguivano gli scavi, quindi mano a mano che si restauravano questi lotti del monastero. Però anche qui i puntini si sono spostati. Erano qui, è il Tempietto, e qui San Giovanni in Valle, dove ci troviamo. Allora, noi abbiamo scavato tutte queste zone, e cosa abbiamo trovato in questi anni? Anche qui non abbiamo scavato dal 2008 al 2022 in modo continuato, ma abbiamo scavato a più riprese. Cosa c'è contestualmente a questi due edifici di culto molto importanti? Tutta questa zona è interessata dalla presenza di capanne. Ora, l'archeologia altomedievale è molto difficile e io la chiamo un intervento di sartoria, perché lì bisogna proprio cucire pezzo per pezzo, frammento per frammento, dei dati che sono molto difficili anche da vedere e da registrare. Abbiamo buche di palo, capanne, focolari, una successione di terreni di argillosi, di piani pavimentali, che però sono molto importanti perché ci danno l'insediamento di epoca altomedievale. Ma cosa facevano qui queste capanne? Convivevano con San Giovanni in Valle? Convivevano con il Tempietto? No. Fanno parte di un processo evolutivo, quindi prima c'era questo insediamento e poi piano piano il luogo, il sito, va ad acquisire una certa monumentalizzazione. Quindi prima tra fine VI e inizi VII c'è già una prima monumentalizzazione che noi non abbiamo visto, ma abbiamo recuperato da alcuni frammenti lapidei che ci indicano che c'erano degli arredi lapidei già a fine VI che ci parlano proprio di questa prima monumentalizzazione. Che cosa c'era? Un edificio di culto, la Gastaldaga era sicuramente già in piedi, ma nel primo trentennio del VII secolo, proprio qui dove ci troviamo, cioè esattamente qua dietro, succede questo. Nel 1751 un fulmine colpisce l'abside della chiesa di San Giovanni, si squarcia il pavimento, così dicono le cronache straordinarie, si trovano delle camere sotterranee con 3 arche in pietra. 3 arche in pietra, 3 sepolture privilegiate che avevano questi corredi molto importanti che appartenevano all'elite longobarda. Questo è quindi la prima monumentalizzazione importante di questo luogo, che parte da qui, da questa chiesa, quindi dalla seconda fase di questa chiesa che diventa una chiesa mausoleo. Qui abbiamo solo una parte di questi corredi, ma ci sono tante crocette d'oro, tanti oggetti che fanno pensare a sepolture primarie oppure a rideposizioni, come se ci fosse stato un rituale proprio di recupero di sepolture precedenti inserite in queste sepolture più monumentali per rendere gloria al popolo longobardo e quindi per celebrarlo. E l'ultima monumentalizzazione importante, il timer ansia, l'ultima monumentalizzazione importante, il Tempietto, nell'VIII secolo, alla metà dell'VIII secolo, con Astolfo, che prima era duca fino al 749 e poi diventa re, si compie la grande monumentalizzazione, il periodo d'oro, e quindi il Tempietto con la sua architettura ci dà proprio la fase più matura di questo momento in cui la classe dominante è consapevole di essere una classe dominante al potere, che poi poco dopo verrà conquistata da Carlo Magno, che si farà eleggere re dei Franchi e dei Longobardi. Però questo segna il periodo d'oro, e quindi gli stucchi, come è stato già detto, le volte che rilucevano di mosaici, delle luci particolari che entravano dalle finestre e colpivano dei punti particolari, i vetri che erano utilizzati sugli stucchi per rifrangere la luce, quindi con un gioco straordinario di bellezza e di linguaggi che erano mutuati ovviamente dai linguaggi bizantini, dai linguaggi aulici bizantini.
Gli scavi all'interno del tempietto hanno portato in luce, non scendo nei particolari perché non è la situazione, ma hanno portato in luce delle preesistenze. Qui vediamo, lo avevano già evidenziato precedentemente negli scavi, ripetuti scavi che hanno fatto all'interno del tempietto. Anche per quello è stato difficile scavare dentro, perché con tutti gli scavi che sono stati fatti era praticamente un groviera, e quindi andare a cercare tutte le stratigrafie rimaste, quei residui di stratigrafia, leggerli e metterli insieme è stato molto difficile. Devo ringraziare Luca e Alessandro Bezzi e Rupert Gettel che mi hanno supportato, e abbiamo scavato assieme all'interno del tempietto in uno scavo veramente difficile. Queste preesistenze cosa sono? La Gastaldaga. Quindi la Gastaldaga, che era già stata individuata in parte anche dall'Accademia di Norvegia, proprio nell'angolo qui di questa chiesa, all'esterno, un muro, ma che non abbiamo nessun elemento per definirla in alzato, era probabilmente, cioè queste strutture appartengono proprio a quel centro di potere prima della monumentalizzazione. Lo scavo nell'abside, per concludere, ci ha fatto individuare una cassetta di reliquie del cosiddetto sarcofago di Piltrude. In realtà non è un sarcofago, sono 2 dorsali di cattedra dell'VIII secolo con i quali è stato fatto ad hoc un sarcofago, e di questo sarcofago abbiamo una testimonianza ancora del 1794. E nel 1794 si dice che in questo sarcofago sono messe le ossa che erano state scavate nel 1751, quelle che vi ho detto del fulmine, e quindi quelle arche in pietra non si sa dove sono finite, forse sono ancora lì. Le ossa che erano state recuperate, ossa probabilmente di altre sepolture, e ossa che stavano nel 1675 negli altari, probabilmente longobarde, che le suore avevano recuperato nei vari lavori che facevano all'interno del monastero. Questa cassetta era poi stata traslata nel 1968 sotto l'altare. Quindi rimuovendo la parte absidale, la parte delle lastre, per questioni statiche e per facilitare le operazioni di restauro, abbiamo scoperto questa cassetta, il cui contenuto si conosceva perché ci sono tutte le documentazioni nelle cartelle del museo, però diciamo che aprirla è stata una grandissima emozione, perché dentro c'erano tutte le carte dei direttori del museo che avevano scavato e avevano messo le foto, tutte le copie delle relazioni di scavo e delle vecchie e delle precedenti ricognizioni, e nella cartella 24 del museo l'ultima è la nostra, che abbiamo firmato Elisabetta Gottardo ed io, alla presenza di Angela Zappulla, che dice appunto consideriamo che di non mettere più questa cassetta nell'abside perché preferiamo studiare questi resti, adesso infatti sono in fase di studio, anche perché in questo luogo poi è stato fatto tutto un intervento di microclimatizzazione, anche di consolidamento. Solo finisco dicendo che chi c'era lì dentro? Mi è venuto da pensare a questi 3 individui delle arche in pietra. In realtà una ricognizione, un primo studio ci ha fatto individuare ben 7 individui, un bambino, 5 maschi e una femmina adulti. E quindi voglio dire tutto da scoprire e da mettere assieme, però in questo sia la soprintendenza, sia il museo che il comune siamo perfettamente allineati nel voler dare valore a questo sito anche nell'ambito di un'archeologia della città che merita di essere appunto valorizzata. Grazie. Grazie. Grazie direttrice Borzacconi, quanta passione, quanto entusiasmo si sente nelle sue parole. Abbiamo scavato insieme. Che cosa vorrà dire? Quindi invito di nuovo l'architetto Molinaro a concludere il suo intervento, giusto? Per la parte che riguarda, credo, gli altri lavori sì. Perfetto. Allora, grazie, tenga d'occhio il timer che
che grida. Allora, in questi 9 anni è stato fatto tantissimo. Grazie a che cosa? Alla determinazione di un'amministrazione che aveva chiaro che cosa voleva ottenere e oggi l'ha ottenuto, l'obiettivo, grazie alla sinergia degli uffici tecnici, quindi ringrazio l'architetto Alessandra Carluccio che è presente, l'architetto Elisa Gornaszczak e come avevo già ringraziato prima la dottoressa Elisabetta Gottardo. Perché questi due uffici? Perché lavorando insieme mettono in primo piano il lavoro, l'obiettivo da raggiungere e quindi grazie a questi interventi, a questi progetti che vengono portati avanti assieme si ottengono poi i risultati. Siamo nella chiesa di San Giovanni e che cosa è successo anche qui in questa chiesa? Vedete, qui era stato allestito il coro ligneo dopo il restauro, la prima fase di restauro, prima di essere riportato in tempietto. Qui accanto c'è un altro padiglione ed era stato costruito un altro laboratorio di restauro. Per restaurare che cosa? Quegli affreschi che vedete qui allestiti, che sono un po' in queste stanze adesso esposti dopo il restauro. E questi affreschi sono gli affreschi che erano stati staccati dalle pareti del tempietto negli anni 50. Sono stati restaurati e adesso sono pronti per essere appunto mostrati ed allestiti in un allestimento temporaneo o fisso in un luogo protetto e adeguato. E quindi anche questo è stato un lavoro che è stato fatto. Vedete, queste qui sono delle immagini vecchie, antiche, documentate, dove sono appunto presenti questi affreschi che erano sovrapposti sugli altri che sono in sito. E quindi questo è stato un lavoro, anche questo interessante, che è stato fatto in questi anni. E questo qua sono tutti i pannelli di affresco che sono stati restaurati, sono 12. 5 di questi erano depositati al Museo Cristiano e ringrazio la dottoressa Morandini per la collaborazione per portarli qui dove li abbiamo poi restaurati. Vedete, c'è stata tutta una sinergia di vari enti e uffici che hanno permesso di andare avanti con questi lavori. Dicevo, nel 2016, appunto, assieme alla soprintendenza, nel progetto generale, era stato fatto un'analisi del coro ligneo che appunto veniva spostato dal tempietto in quest'aula. E l'analisi che è stata fatta era stata quella di individuare le essenze lignee e che erano state individuate 4 essenze lignee, era il piopo, il larice, il noce e il castagno. E quindi portando in prima esame queste analisi dettagliate del coro, si sono messe in evidenza tutti i degradi che questo coro ligneo presentava, la colonizzazione di funghi, i degradi, l'usura dovuta anche in parte sia all'uso ma anche all'uso delle candele che venivano appoggiate sugli stalli e quindi colavano poi sulla parte lignea. Il lavoro di restauro che è stato fatto è stato un grandissimo lavoro che ha portato in primo piano a togliere tutta la parte filmogena che si era depositata e anche una parte proprio di filmogeno che era una vernice che era stata data negli anni post-terremoto come protezione delle parti lignee, di tutte le superfici. E il coro presentava anche una parte deteriorata alla base dovuta appunto alla marciscenza del legno ed era appoggiato su una pradella, cioè su una pedana alta 12 centimetri. Era stato rialzato perché appunto per togliere questa parte di
di legno deteriorato, e sopraellevandolo si pensava appunto che di metterlo più al sicuro. Con i restauri che sono stati fatti adesso al coro, e questo appunto è all'interno del San Giovanni della chiesa. Questa qua è la parte di laboratorio che era stata allestita, questo qui era l'allestimento temporaneo, e qui appunto avevamo ricostruito anche il fondale della parete a ovest del tempietto, proprio per dargli un'ambientazione più veritiera. E dicevo che una parte del restauro fatta al coro è stata quella di riportarlo alla sua altezza originale. Quindi è stata tolta, abbassata la pradella, la pedana, infatti poi vedrete che sono solo 2,5 centimetri, e sono stati aggiunti appunto alla base del coro la parte che mancava, che era stata tolta in precedenza. L'eccellente restauro che è stato condotto ed eseguito sul coro ha permesso di individuare un assemblaggio, un disassemblaggio degli elementi per parti, e quindi questo qui è un progetto che mostra le parti mobili che si vengono a staccare. Questo appunto è lo schienale, questo è il retro del coro, e grazie a questo schema appunto che spiega come si può smontare il coro a pezzi, in questo ultimo mese l'abbiamo smontato e l'abbiamo riportato in tempietto, ricollocato. Ringrazio i 2 restauratori, Lizzi, Alessandro e Federico, che appunto si sono impegnati in questo smontaggio e rimontaggio del coro. Queste sono tutte le foto che testimoniano e documentano appunto questi passaggi. Questa è la fase finale del tempietto, così come lo vedrete fra poco. Ringrazio in particolare il sindaco e gli assessori alla cultura, Flavio Pesante, per il supporto di tutto questo periodo, la dottoressa Morandini e la dottoressa Borzacconi. Ho finito 2 minuti prima. Ho guadagnato 2 minuti di quelli persi prima. Grazie, è tempo di ridare voce alla musica, quindi chiamo di nuovo sul palco Daniele D'Agaro e Mauro Costantini, e mentre si attrezzano quel poco di sistema organizzativo musicale, vi racconto una piccola curiosità. La musica, anch'essa, ha molto a che fare con Paolo Diacono. Nell'XI secolo Guido d'Arezzo ricavò i nomi delle note musicali, ut, re, mi, fa, sol e la, da un sonetto di Paolo Diacono. Questo non lo sapevi neanche tu, ecco, hai visto? Da un sonetto di Paolo Diacono dedicato a San Giovanni Battista, che dice: ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labii reatum sancte Ioannes. Sono le iniziali, sono tutte quelle che poi diventeranno i nomi delle note musicali. Soltanto nel 1592 Ludovico Zacconi aggiunse la nota Si, che è chiamata Si perché sono le iniziali delle 2 parole dell'ultimo verso, Sancte Ioannes. E con questa prodigiosa chicca, che ho trovato su internet peraltro, e ciò, ma così, ci siamo? Ci siamo. Allora, Discantus, Daniele D'Agaro, Mauro Costantini.
Mauro Costantini, Daniele D'Agaro. Stavolta il jazz vi ha un po' preso la mano, ragazzacci. Ma d'altra parte forse erano brani di Paolo Diacono, chi lo sa, può essere. Sindaco Bernardi, microfono, fermi tutti. Quando si fa troppo gli spavaldi, ho visto come va a finire. Io vi ringrazio della presenza. E 9 anni di storie e di interventi sono stati raccontati, ma sono stati raccontati con un trasporto incredibile, la passione che ha coinvolto tutti nel lavorare insieme. E allora sax e organo sono quelli che insieme hanno fatto comprendere il lavoro che abbiamo incominciato e abbiamo anche finalmente in una prima parte terminato. Quindi io vorrei avere accanto a me l'architetto Fabiola Molinaro, la dottoressa Angela Borzaconi, la dottoressa Elisa Morandini, perché i siti a Cividale che parlano dei Longobardi, il luogo del potere, sono il Tempietto Longobardo, quindi il comune di Cividale, e abbiamo il Museo Archeologico e il Museo Cristiano. Tutti e tre insieme ci abbiamo lavorato con la collaborazione dell'architetto e devo dire grazie, come l'architetto Molinaro ha detto, agli uffici, l'ufficio tecnico, l'ufficio cultura e agli assessori di riferimento che sono, e mi piace citarli, e sono l'assessore Pesante, l'assessore Ruolo e l'assessore Zappulla. Non dimentico chi ci mette sempre i soldini, ovvero l'assessore Brinis. Grazie a tutti ed un omaggio a coloro i quali mi hanno reso importante questa giornata. Architetto. Ora ve l'abbiamo raccontato, però adesso andiamo a vederlo, ma abbiamo fatto qualcosa in più. Abbiamo reso questo ambiente magico, quindi dopo la visita ci fermeremo e potremo godere della bellezza del Natisone in uno spettacolo incantevole per ricordare veramente questo grande evento del 2025. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Ma a Massimo Somalino il compito di concludere definitivamente dicendo che comunque fino a domenica ci saranno le visite serali e quindi sarà un'occasione per vedere il nostro monastero ed il nostro tempietto in una veste diversa, alternativa. Grazie di essere qui. Era tutto quello che dovevo dire io, l'ha detto il sindaco, meglio di così. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Adesso Grazie, sindaco. Ma certo.